Consueto bilancio di fine anno della DIA, quali le novità? Allora, il bilancio è relativo al secondo semestre 2020, si tratta appunto della relazione semestrale che è stata consegnata al Ministro dell'Interno e che il Ministro dell'Interno ha riversato al Parlamento e da qui appunto pubblicizzata. Si tratta di una relazione che mette in luce a livello nazionale quelle che sono le principali criticità, quali sono appunto i rischi sul territorio e quali sono appunto le vulnerabilità del territorio stesso. Segnatamente alla provincia di Agrigento non ci sono significative novità rispetto al passato, i dati principali sui quali si argomenta l'analisi criminale sono quelli delle più importanti operazioni di polizia giudiziaria che sono state messe in atto in quel periodo. Nello specifico abbiamo l'operazione Mosaico della Polizia di Stato che ha messo in luce l'esistenza di una faida sull'asse Sicilia-Belgio e che riguardava prevalentemente traffico di sostanze stupefacenti. Abbiamo anche un'altra operazione di contrasto su Palma di Montechiaro per quanto riguarda l'esistenza di una faida di natura familiare che ha messo in luce l'esistenza di organizzazioni criminali quasi strutturate in via elementare, ma non per questo meno importanti, sono i cosiddetti paracco, che si distinguono sia da Cosa Nostra che dalla Stidda. Sempre per quanto riguarda i dati che ci restituisce il semestre, ricordiamo importanti sequestri operati nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali. Ricordiamo quindi a tal proposito il sequestro avvenuto a carico di 2 imprenditori nel settore dell'edilizia e di un imprenditore nel settore dei giochi e delle scommesse, a riprova di quanto questi settori economici siano il primo tradizionalmente, il secondo ormai con una certa consuetudine, compenetrati o comunque gravitino nella sfera di interesse del crimine organizzato di tipo mafioso. In provincia di Agrigento sono notevolmente aumentati, se paragonati al semestre precedente, gli episodi di estorsioni denunciate. Quindi il dato è confortante sotto il profilo della denuncia. È chiaro che sapere che c'è un aumento di episodi di estorsione pone sempre sulla massima attenzione gli organi di polizia, sia gli organi di polizia giudiziaria ma soprattutto l'autorità giudiziaria circa l'esistenza del fenomeno estorsivo, che è tra i principali, se non il principale, campanello d'allarme dell'esistenza e dell'operatività e della salute di un'organizzazione criminale che opera su un territorio. Un appello a collaborare a chi, come diceva lei, è quasi rassegnato e che considera il pizzo un costo d'azienda. No, nessuna rassegnazione. L'imprenditore deve necessariamente ricordare a se stesso che fa parte di un sistema e di una comunità il cui fine principale è quello del progresso. La mafia non porta progresso in un territorio, la mafia porta inevitabilmente sottosviluppo.